E buon anno ancora amici di Matto Scacco, ma oggi siamo qui per toglierci un dubbio che non so voi, ma a me non mi fa dormire la notte, mi rigiro nel letto. Il dubbio è, ma quando facciamo i problemi di scacchi, risolviamo i quiz scacchistici online, sulle varie piattaforme di gioco online, ma è meglio risolverli da telefono o da computer? Da computer hai magari lo schermo più ampio, però avendo il mouse, se devi compiere delle mosse, magari ci metti più tempo e quindi se quella è una gara a tempo, magari possiamo perdere più tempo. D'altro lato, sul telefonino abbiamo lo schermo più piccolo, quindi è facilissimo fare le mosse perché basta fare così col dito e arrivi subito dall'altra parte della scacchiera, però magari la visuale più ridotta, una scacchiera più piccola ti dà meno occhio critico, non lo so, insomma. Io sono sempre stato convinto che queste cose vadano fatte al computer con una buona visuale, con un mouse, ma ho sentito tanti scacchisti che dicono no, no, io col cellulare sono straveloce, tac, posso già fare addirittura posso prendere il pezzo con un pollice, spostarlo con l'altro pollice e quindi oggi siamo qui per capire con dati alla mano, con cronometro, a parità della stessa difficoltà, degli stessi identici problemi, risolti al computer e risolti sul proprio telefonino, quando e dove si è più veloci. Io direi di partire subito con l'esperimento e partiamo con il computer. È arrivato il momento della verità. Partiamo su computer, abbiamo il nostro cronometro posizionato a 0, adesso lo farò partire. Siamo pronti? Via, partito, fatto. Fatto. Ok, questi sono easy ovviamente. Abbiamo scelto come difficoltà 1 perché il test non è di vedere la bravura dello scacchista, ma di capire quanti secondi ci impieghiamo. Ok. Ok. E tu sei sempre uguale. Così. Ok. 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 Che cacchio è sto coso qua? Ok. Siamo quasi alla fine. Attenzione. Attenzione. Ok, 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 ok. Fine. 1 minuto e 33. 1 minuto e 33, adesso vediamo da telefono cosa siamo in grado di combinare. Beh, 1 minuto e 33 secondo me non è male, non ho veramente idea di che tempo si possa fare con il telefono. Andiamo a scoprirlo insieme. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Battoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.battoscacco.com. Ci siamo ragazzi, stessi identici problemi su telefono, qui abbiamo il nostro cronometro su 00 e proviamo. Allora lì avevamo fatto 1 minuto e 33 al computer, vediamo se il telefono ci meraviglierà. Siamo pronti? Avvia. Andata. Ok. Porca vacca. Oh. No beh dai, questo è fallo, dai. Si rifà. Oh che sfiga, non ci credo. Ecco perché non voglio mai usare i telefoni, perché succedono queste robe qui. Ah, però, non perdiamoci d'animo, ripristina, ok, partiamo, avvia. Facciamo così che tocco direttamente senza trascinare, magari ci arriviamo prima.
alla soluzione. Ok, matto qui dietro, matto di torre così. Così e così. Ok, matto qui. Ok, sì, sono posti che a volte non mi prende i pezzi, non è male come strategia. Ma che cacchio. Così, così, scacco, maledizione, ok, 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 ci siamo, scacco, scacco, donna qui, e scacco, finito. Ok, ok, vabbè, qui ho fatto parziale. Allora, non so cosa sia successo, ma abbiamo fatto 1,51. Ora ho aggiunto 2 secondi in più, ma era 1,51, signori, 1,51. Ok, abbiamo avuto finalmente i nostri risultati. Ora, questo è stato un test. In realtà, per avere poi una risposta definitiva, probabilmente bisognerebbe fare almeno 10, 20, 100 test. Allora uno poi capisce veramente come è andato. Che cosa è andato storto sul telefono? A me sembra di essere abbastanza veloce, però in effetti a volte magari succede solo a me che prendevo un pezzo, però quel pezzo non lo prendeva. Quindi non lo so, non lo so. Non lo so. Viva il computer, viva le cose grandi, belle, visibili. E voi come vi trovate meglio? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. E se conoscete qualche trucco, qualche escamotage, beh, ebbene, condividelo con tutta la community di Matto Scacco. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!